Questa rubrica è dedicata, come sapete, ai numeri 1. Per me è dittatura nel mio profilo. Fare. Prima o poi, quando non ne puoi più di fare, l'ansia sparisce. Permette a una persona immobilizzata, tetraplegica, di scrivere. Ma guarda, io ho una grandissima fortuna. Io, non essendo intelligente, L'umiltà è sexy. Ottimo. Benvenuti nella nostra rubrica Non prendiamoci sul serio. Oggi intervista canterina / artistica. Abbiamo con noi Alessia Toffoli, Buongiorno. cantante. Buongiorno Alessia, cantante, musicista, attrice, regista, vittoriese doc, finalista Sanremo Giovani. Abbiamo di tutto in un'unica figura di una giovanissima, perché aveva 23 anni, un'artista, possiamo dirlo, emergente, sì. Obiettivamente emergente, molto conosciuta, ho visto a Vittorio Veneto, molto seguito, ed è un ritorno, diciamo così, in redazione con noi. Abbiamo scritto di lei, dei suoi singoli, delle sue canzoni, dei suoi spettacoli. L'abbiamo voluta qui perché appunto nella nostra rubrica vogliamo solo gente giovane o giovanile, vogliamo gente fresca, volti, e ci piace averla con noi oggi. Anche perché ha presentato un nuovo brano in collaborazione con il rapper Hot Ice, si chiama A Mio Agio. Esatto. Parlaci un po' di questa canzone, di come è nata, di cosa parla, poi... Allora, diciamo che è proprio il contesto giusto, esatto, per portare questo brano, perché è un brano abbastanza leggero, non è come i miei soliti che ho in repertorio, per esempio appunto l'ultima mia Primule in collaborazione con l'insegnante Giuseppe Milan, è più seria come argomenti, come musicalità, proprio pop, ma sempre con il filo logico di mantenere le good vibes, mentre quest'ultimissima, fatta in collaborazione con il rapper Hot Ice, è stata un esperimento ben riuscito, posso dire, perché ci siamo divertiti tantissimo, e appunto a mio agio nel disagio, sostanzialmente. Perché? Spiegaci cosa è a mio agio nel disagio, al di là del gioco di parole. Perché queste canzoni sono un po' tristi? Perché siete a vostro agio nel disagio? Spiegaci. No, allora, sostanzialmente perché nella vita, normalmente, quotidianamente, siamo messi davanti a situazioni che non sono sempre rosee, cioè la normalità della vita non è la felicità a 360 gradi. Quindi lo scatto che noi sproniamo a fare è, nonostante i disagi della vita, essere a proprio agio, quindi vedere le cose con un'ottica positiva, nonostante tutto. Quindi con questo ritmo un po' scanzonato, però il senso è quello, insomma, mantenere sempre le good vibes, quindi in realtà è positiva come cosa. Grazie di avermelo spiegato, perché ho capito di non aver capito assolutamente niente della canzone. Ma è normale. A questo servono anche le interviste. Quindi in realtà non è una canzone, non sono passioni tristi, voi volete dare anche un messaggio positivo. Esatto. Un po' la struttura del brano è un po' creata anche con suoni dissonanti, in maniera proprio da ricreare il disagio. Poi c'è questa contrapposizione nel videoclip fatto da Pierpaolo Maso, in cui appunto Hot Ice impersona il disagio e io l'agio, infatti ho la pelliccia, poi vedrete nel video. È stato un brano che abbiamo scritto in collaborazione anche con il producer Malatempora. Abbiamo registrato a Milano nell'Attitude Studio, che è lo studio di Andrea Rock, quello di Virgin Radio. Ah, però quindi avete fatto una cosa... Sì. Una cosa importante. Un progetto coi fiocchi. Chissà che sia anche un primo passo, no, verso... tra l'altro tu sei principalmente una cantante, sì. Studi al conservatorio. Esatto. Spiegaci un po' che cosa stai studiando, anche a chi ti ispiri, quale vorrebbe essere che carriera vorresti fare in ambito musicale? Allora, diciamo che la maggior parte dei miei colleghi in conservatorio punta a fare l'insegnante poi dopo. Io invece, pur non disdegnando la carriera da insegnante, mi sento più a mio agio sul palco, quindi proprio a creare in maniera diretta musica, essere fra la gente. Sei per una cantare. performer, Esatto. Inizialmente. Esatto, poi in conservatorio io sto studiando per l'indirizzo pop rock per quanto riguarda il canto, a Rovigo, perché è l'unico in tutto il Veneto che fa questo indirizzo qui. E io mi ispiro tanto a Elisa Toffoli, con cui condivido anche il cognome, poi anche grandi della musica come Giorgia, Lucio Dalla, Battiato, insomma, cose che poi comunque mi ritrovo anche a studiare in conservatorio. Quindi guardi un po' indietro, sì. Forse rispetto al panorama di oggi? Sì, perché secondo me bisogna guardare indietro per sapere andare avanti.
perché se perdiamo le radici di quello che stiamo facendo, come un albero senza radici cade, quindi per andare avanti e creare cultura che purtroppo oggi sta un po' mancando perché si punta a fare dei prodotti musicali per la vendita, quindi a scopo di consumo, di uso veloce, non c'è più la canzone che rimane nel tempo, che dura e permane col suo significato, quindi questo puntiamo a fare, nonostante l'ultimo brano che abbiamo fatto appunto fosse un pochino più leggero, però ogni tanto ci sta insomma anche svecchiare lo stile. Ecco, sgrassare, perché, come si dice, sì, sgrassare un po'. Secondo me un artista è vero che deve avere la sua linea conduttrice e avere il suo genere, però perché no? Nel senso, la mattina magari ti svegli contento e fai la canzone che allegra, la sera sei più triste, vuoi addormentarti e ascolti qualcosa di un pochino più rilassante, quindi dipende anche un po' dal mood della giornata e ognuno è più cose secondo me. Tu scrivi anche le canzoni? Sì, Fai sì, tutto... sì. Quante ne hai scritte? Quante ne hai cantate, incise? Allora, diciamo che all'attivo ne ho più o meno 6, di cui la maggior parte con il mio insegnante Giuseppe Milan, quando frequentavo la Music and Soul. Adesso faccio il conservatorio e quindi mi sto dedicando più a questa cosa qua, con gli esami full immersion. Poi appunto l'ultima che abbiamo fatto con Hot Ice e adesso ne ho un po' in cantiere che sto scrivendo e poi diventeranno un vero e proprio brano o quest'estate o comunque nei prossimi mesi insomma usciranno e cerco di fare l'album, ecco. E ci terrai chiaramente aggiornata sulle novità. E tu sei molto giovane ancora in un paese in cui non è facile quando si è giovani iniziare a sfondare. Che cosa ci vuole per fare carriera secondo te? Allora, se avessi la formula magica sarebbe magnifico e meraviglioso. Secondo me la cosa principale da tenere in considerazione è che tanti giovani pensano che l'obiettivo sia diventare famosi perché poi la fama ti permette di stare tranquillo e non lavorare più. Ma secondo me non è così. Secondo me la fama è la possibilità di lavorare tanto e di poter essere presenti nel mercato e questo implica tanto lavoro. Per questo molti giovani che non arrivano preparati, che pensano che il successo sia la pacchia, poi dopo crollano psicologicamente perché si trovano a dover lavorare molto. Quindi secondo me la chiave per il successo è lavorare a testa bassa, rimanere sempre umili e ricordarsi perché si è cominciato, perché se tu pensi soltanto alla fama in sé, raggiungi una scatola vuota, mentre se tu lavori bene e continui a mantenere i tuoi obiettivi, il motivo per cui lo stai facendo, il successo arriva da sé, se tu lavori bene in quello che pensi che sono i tuoi obiettivi e i tuoi principi fondanti. Quindi tu ci confermi, ci vuole una grande etica del lavoro. Sì. E vorrei anche che tu mi spiegassi come funzionano sia le lezioni che segui, sia un po' come la preparazione per un brano, cosa vuol dire allenare la voce, visto che tu usi come strumento la voce, e quali sono anche le difficoltà che si possono incontrare a fare questo tipo di mestiere, insomma. Allora, per quanto riguarda il conservatorio abbiamo sia una parte pratica che una parte teorica. E la parte teorica che approfondisce sia la storia della popular music, sia il livello tecnico, sia l'armonia, anche improvvisazione e quindi ci prepara sotto il punto di vista appunto teorico per avere le basi anche a livello mentale per poi avere una forma mentis per lavorare. Per quanto riguarda la parte pratica facciamo tanto lavoro sia singolarmente a lezione di canto con anche vocalizzi. Ci ha dato anche un libro da leggere che ci spiega bene insomma tutte le tecniche, come allenare anche il diaframma, essere consapevoli di quello che si sta facendo. Poi facciamo anche musica d'insieme, quindi con tutti gli strumenti ci ritroviamo a suonare i brani che poi porteremo all'esame e talvolta anche dei concerti del conservatorio con anche nomi importanti. Per esempio l'altra volta abbiamo fatto il concerto con Marcello Cirillo e poi hanno fatto anche il concerto con Barbara Cola in piazza Rovigo. Comunque appunto poi ci danno gli spartiti, dobbiamo prestare particolare attenzione alla melodia, certo. Quindi a non andare fuori delle note che sono state scritte perché ci insegnano ad avere tanto rispetto per le composizioni, perché se una determinata nota è messa in quel punto lì è perché con l'armonia generale e tutto il contesto serviva quella nota lì. Se si fa una nota differente va a cozzare con tutto il resto e si perde anche l'intenzione, quindi ci insegnano anche come modificare le cose ma
con rispetto per chi ha scritto i brani e specialmente di avere i guanti bianchi con i grandi del passato. A meno che tu non sia Mina, Esatto. dopo puoi metterci anche del tuo. E tu hai avuto due esperienze, adesso ne parleremo. Una, hai ammesso di esserti molto emozionata quando hai presentato il tuo inedito che si chiama Non sono fragile al Circo di Vienna, Sì. per Vittorio Veneto. Il circo è un mondo che chiaramente ha un fascino e che negli anni sicuramente non si è perso, però non è più l'attrazione che era no, nel secolo scorso. Ci racconti com'è andata al circo, che è una cosa anche abbastanza particolare, soprattutto per una giovane artista? Sì, allora, io ogni volta che mi ritrovo insomma a cantare al circo con gli amici del Circo di Vienna, in questo caso anche il Circo di Praga, sono sempre molto contenta perché trovo veramente ragazzi giovani che sono veramente artisti a 360 gradi, perché devono seguire veramente tutto il processo di creazione dello spettacolo, da montare il tendone, a stare dietro agli animali, insomma prendersi cura degli animali, avere l'idea pratica nel creare lo spettacolo, e poi hanno una velocità, una praticità unica nel fare delle acrobazie eccezionali e poi tornare dietro alle quinte e essere di nuovo sorridenti e quindi creano proprio magia. Cioè riaccendono i sogni, creano proprio una magia e danno la possibilità in quel momento ai bambini, ma anche agli adulti, di rendersi conto che sognare si può e che diventando adulti non si devono spegnere, non si deve spegnere la scintilla dei sogni. E a proposito di sogni, tu sei stata finalista a Sanremo Giovani, credo che sia stato, no? Forse Sì. L'apice, anche se sei molto giovane, però forse il punto più alto della tua carriera che sta iniziando, giusto? Per questo momento sì, fino a qui sì. Ero molto giovane, di sicuro più inesperta, meno preparata, però ho comunque voluto fare questa esperienza che consiglio di fare comunque a tutti perché apre un mondo, ti aiuta a conoscere persone che hanno la tua stessa passione, di confrontarti con un ambiente che comunque è importante e ti dà molte esperienze anche nel settore televisivo, nell'ambiente appunto discografico, e portare un proprio inedito a Sanremo è sempre un grande onore. Poi tu hai respirato una storia, per Sì. chi poi ha la passione della musica, credo che sia una cosa indescrivibile. Meraviglioso poter camminare nelle stesse strade in cui hanno camminato i grandi, poter mettere i piedi sull'Ariston è bellissimo, proprio anche lì è una spinta in più per non fermarsi nei propri sogni. Che cosa fai per governare l'emozione? Allora, è una bella domanda, perché da piccolina soffrivo tanto l'ansia. Arrivavo sul palco che mi tremavano le gambe. Però poi ho capito che studiando e avendo consapevolezza di sé, tremano ancora un pochino le gambe, però sai gestire la cosa. E in tutte le cose alla fine l'importante è fare. Prima o poi, quando non ne puoi più di fare, l'ansia sparisce. Questo è vero. Parli come un'artista navigata, anche se ricordo hai 23 anni, quindi mi è piaciuto quando ero piccolina, non ero preparata, mi è piaciuto perché... Allora, tu sei arrivata appunto, sei in questo momento, stai ancora studiando, eccetera. Quanto manca secondo te? Quanto il grande passo è vicino secondo te? Riuscirai a breve a dire sfonderò? Oppure ti chiedo, quanto ti manca? Oppure dove ti vedi tra 4, 5, 6 anni? Allora, il grande passo, secondo me quando fai il grande passo non ti accorgi di averlo fatto, perché i sogni che tu hai, gli obiettivi che tu hai, nella tua testa li immagini in una maniera e poi quando ci arrivi, non ti rendi conto in realtà che ci sei arrivato. E questa è una cosa positiva, perché vuol dire che non ti fermi mai, perché bisogna comunque essere consapevoli dei propri limiti e essere felici e ringraziare, essere grati per quello che si sta facendo e quindi celebrare anche le piccole vittorie. Però non c'è un punto di arrivo secondo me, c'è un punto di continuazione e bisogna non fermarsi mai. E fra 5-6 anni spero di vedermi laureata. Intanto. Questo sarebbe già un buon traguardo, assolutamente. E ospite a Sanremo. Questo l'hai detto, è registrato, quindi noi tra qualche anno
avremo il girato di questa promessa che tu fai a te stessa, sarebbe bellissimo e la rivendicherei come scoperta, questo sarebbe importante. Tu Alessia sei figlia d'arte, possiamo dirlo, figlia di Thomas Toffoli, noto regista, diciamo così anche imprenditore nel mondo cinematografico di Vittorio Veneto, e tu hai avuto anche esperienze come regista, anche come attrice, se non sbaglio. Come concili le due cose? Cosa ti piace di più? Sono due cose che vorresti portare avanti parallelamente? Allora, diciamo che inizialmente appunto ho cominciato come attrice un po' per necessità, perché appunto mio papà, produttore cinematografico, si imbarcava nella grande impresa di questi film e comunque era suo consiglio, ecco, il fatto di essere tutta la famiglia presente nel film, che poi è un modo per stare assieme nonostante tutti gli impegni della giornata, siamo sempre di corsa. Però poi ho capito che in realtà, per quanto magari me la posso anche cavare come attrice, mi piace di più il mondo invece della regia, perché sei proprio a servizio degli attori per fare in modo che la storia prenda la piega che il produttore vorrebbe, oppure dare degli spunti originali per creare poi la storia, quindi muovere i vari attori, dirigerli in maniera che nasca proprio la magia, perché ogni attore ha la sua interpretazione della parte e del film, quindi si tratta di coordinare queste varie versioni in maniera che siano coerenti e che poi magari ci siano delle chicche all'interno del film che possano lasciare stupiti. Tu hai fatto la regia, hai aiutato nella regia in Vacanze sul Meschio, se non sbaglio, giusto? Esatto, lì ho scritto proprio la sceneggiatura, è stata un bel tour de force. Che stai facendo da autodidatta oppure ti sei preparata anche qui studiando? Allora, diciamo qui come autodidatta / esperienza personale, e poi ho cercato anche di documentarmi, perché comunque è un mestiere che va fatto e bisogna che sia saputo, ecco. Quindi diciamo che questo di regista è più un hobby, io punto maggiormente alla carriera musicale, che è proprio il mio, e cui ci sto dedicando tutta la vita e tutti gli sforzi anche nello studio. Probabilmente però nascere in una famiglia che si è dedicata all'arte, al cinema, alla musica, probabilmente ti sta dando una mano. Che ruolo ha appunto nascere in un contesto del genere, nel sentirsi magari forse più liberi nel cercare di fare successo cantando? Allora, secondo me è una cosa che dà una grande mano, però dipende anche dalla mentalità della persona. Perché tante volte, anche pur vivendo in una famiglia in cui non si è sostenuti in questo, magari spinge ancora di più la persona che vuole fare questo mestiere a dimostrare il fatto di poterlo fare e metterci ancora più grinta nel farlo. Quindi il fatto che la famiglia ti sia d'aiuto non deve mai essere un motivo per potersi sedere, adagiare, insomma, su questa cosa qua. Ma sicuramente dà una grande mano, perché ti senti libero di poter esplorare questo mondo e poter mettercela tutta per fare, anche perché giustamente adesso viviamo in un periodo storico in cui i giovani fanno fatica a essere autonomi, perché bisogna studiare comunque fino a finire l'università, mentre magari una volta bastava nelle superiori. Il mondo del lavoro è disastroso su certi punti, quindi si fa fatica. E quindi sicuramente avere un luogo d'appoggio, poter rimanere in famiglia dà una grande mano, anche perché il mondo dello spettacolo è altalenante. Certo, assolutamente. Toglici una curiosità, come sei lontano dai riflettori? Vedo una ragazza decisa, determinata, spigliata, sei così anche lontano dalle telecamere? Tendenzialmente sì, a volte vado un po' in modalità offline, giustamente perché non si può dare sempre il 100% e un po' bisogna ricaricare le pile. Diciamo che cerco di portare me stessa sotto i riflettori e sul palco e non tanto un personaggio. E sicuramente sono una persona molto amante della natura, quindi per esempio se dovessi vivere in una città come Milano farei un po' fatica. Per lavoro mi adatterei, però il mio sogno è sempre quello di tornare a casa alla fine. Anche quando vado a Rovigo, la sera ho piacere di tornare a casa e vedere le montagne, vedere il verde, la natura, è sicuramente questo. Tornare nella tua Vittorio Veneto, che da questo punto di vista offre sempre dei bellissimi paesaggi. E io direi che siamo arrivati ora al momento finalmente clou, in cui vogliamo chiederti di cantarci qualcosa, quello che vuoi, chiaramente a cappella, certo, per i nostri lettori.
sei liberissima di cantare. Super volentieri. Allora, a mio agio ve la lascio scoprire da YouTube e Spotify, così l'andate ad ascoltare che è un bel pezzo, senza il rapper non si può cantare. Assolutamente. Allora io vi proporrei un brano che è in elaborazione, però anche questo molto positivo, è con le Good Vibes. Quindi questo è un inedito che tu ci porti qui Esatto, in primis, ma questo è un questa è onore, in anteprima nazionale. e la ospitiamo qui, siamo molto contenti. Alessia Toffoli ci canta. Non ha ancora il titolo. Non ancora. Untitled. Vai. Che ridere la vita se la vedi sotto sopra, se ti fai cambiare dalla prospettiva. Se come l'acqua non hai forma, se sei vento che cammina. Ehi tu, metafora parlante, hai mai ascoltato il cielo? Se le stelle fossero domande, nelle tue tasche troveresti le risposte. Che ridere la vita se la vedi sotto sopra, se ti fai cambiare dalla prospettiva. Se come l'acqua non hai forma, se sei vento che cammina. Ragazzi, un talento che speriamo di aver scoperto oggi e che ringraziamo di essere stata con noi. È stato un piacere averti qui, Alessia. Grazie, il piacere è tutto mio. Grazie mille.